È morta soffocata dal fumo questa mattina alle 9:30 in via Magnasco 18 a Bassano del Grappa. Si tratta di Erta Baggio, 78 anni, residente nella palazzina di proprietà del comune di Bassano, dove viveva con il marito 82enne. La coppia, che si trovava in camera da letto, ha perso coscienza a causa del malfunzionamento di una stufetta elettrica per cortocircuito. Ad accorgersi del fumo in appartamento è stata la vicina di casa, che ha allertato subito uno dei figli della coppia, il quale, una volta giunto sul luogo, ha sfondato la porta dell'appartamento e chiamato i vigili del fuoco e il SUEM del 118. L'anziano è stato stabilizzato dai sanitari e al momento si trova al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Padova in prognosi riservata, mentre l'anziana, la quale presentava forti difficoltà motorie e disabilità, è stata a lungo rianimata sul posto dal personale sanitario in collaborazione con i vigili del fuoco e poi trasferita in ospedale a Bassano, dove successivamente è deceduta. Sono ancora in corso accertamenti da parte dei tecnici vigili del fuoco e del personale del nucleo investigativo antincendio territoriale.